Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle, questo campo sportivo dove c'è un gruppo di persone, Lorenzo e Piero Carnacina, Lorenzo Marango e Piero Carnacina, che si prendono a cuore di educare i ragazzini nel più bello sport del mondo. O sbaglio, Piero? No, hai perfettamente ragione. Dopo gli sport di squadra sono tutti belli, ma noi siamo innamorati del calcio. Mi ha una malattia, è un virus che ho da quando era Putin, e quindi calcio per tutta la vita e soprattutto calcio per i ragazzini giovani. Ecco, che ragazzini state... Beh, noi facciamo squadra nel pool settore giovanili, quindi la società di pool settore giovanili, facciamo tutte le categorie dai piccoli amici, bambini di 5 anni, fino ai giovanissimi che sono i ragazzi di 15 anni. Passata questa età abbiamo un accordo ormai con lo Scardovari fisso, che facciamo altre 2 squadre, quindi allievi e juniors regionali, in collaborazione col Calcio Scardovari, quindi per un totale di circa 160 ragazzini. In più quest'anno abbiamo cominciato anche una collaborazione con una decina di ragazzine, di femmine, di ragazze di una certa età, sui 20 anni, dai 20 anni in su, che proviamo a fare qualche cosa anche col calcio femminile per stimolare anche questa branchia dello sport calcistico, che è un pochettino messa meno in risalto, il calcio femminile. Fuori onda parlavamo che c'è bisogno di dare un'impronta anche di disciplina nello sport, ma non solo. I ragazzini e i genitori questo lo capiscono, o state avendo difficoltà, oppure siete seguiti sia dai giovani che dalle famiglie? No, noi come l'ho detto anche tante volte, i miei genitori, noi qui a Porto Tolle siamo abbastanza fortunati, perché il rapporto nostro con genitori e famiglie è ottimo, quindi riusciamo a interagire ancora in maniera più che ottima con le famiglie. Quindi però c'è da dire che chiaramente un margine di libertà per educarli, per insegnare loro a stare in mezzo agli altri è importante in questo momento anche storico, perché come parlavamo prima io e te, visto anche quello che sta succedendo in tutto il mondo, è chiaro che se si abituano anche a fare qualche sacrificio, avere anche qualche piccola regola non è male. Ecco, lo chiedo a tutti e due, in particolar modo a Lorenzo, perché Lorenzo, da quando ti conosco, tu sei sempre stato nel mondo dello sport e del calcio in particolare. E cosa ti dà di valore aggiunto seguire il calcio in primis, ma anche seguire questi giovani in questo momento? È la passione è tanta, e ho io la fortuna che ho un presidente che si chiama Piero Carnacina, ti insegna tantissimo e pertanto si va d'accordo. Ma ti manca seguire la prima squadra? No, assolutamente no. Perfetto, io vi faccio innanzitutto i complimenti perché, come ripeto, educare in questo sistema con lo sport, che lo sport è vita per definizione, è una cosa importante. E poi da voi due, che è una vita che lo fate, quindi ancora di più complimenti. Grazie mille.